Ecco, quale sarà la partita che giocherete? Giochiamo sabato contro Tortona, una partita molto difficile, loro vengono da 9 vittorie su 10, anzi stanno facendo un genere di torto incredibile, tantissime vittorie che le ha portato ad arrivare al secondo posto in classifica. È una partita molto stimolante, è molto bella da giocare contro una squadra che in questo momento è in formissima e dobbiamo stare molto attenti perché loro giocano bene di sistema, una squadra dove hanno un bel mix di gioventù e esperienza e dove sono molto pericolosi tutti quanti al tiro a tre punti, ma sono anche molto bravi con i tagli, sono molto ben organizzati, ma noi veniamo da una bella vittoria in casa anche domenica contro una bella squadra, è stata una partita molto dura, questo ci darà e ci ha dato una bella settimana, abbiamo fatto un bel lavoro, noi ci crediamo, cercheremo di andare a fare una bella vittoria che ci darebbe due punti importantissimi per la rincorsa per i playoff. Ecco, la vittoria in casa vi può spronare che solitamente per ora fuori casa non ci sono stati grandi risultati positivi. Purtroppo quest'anno fuori casa non siamo riusciti ad avere i livelli di altri anni e abbiamo sicuramente bisogno, se vogliamo arrivare in forma per i playoff, di cercare di vincere qualche partita fuori perché nei playoff è importantissimo anche vincere fuori casa. Però come ho detto prima veniamo da una bellissima vittoria, quindi questo ci può spronare a dare qualcosina in più per cercare di vincere a Tortona sabato. Lo facciamo un po' in punto di questo campionato, abbiamo visto che domenica c'è stato anche un calo di spettatori, come ve lo spiegate? Sinceramente non ce lo spieghiamo, cioè, dispiace perché insomma, penso che la Fortitudo per tutto quello che sta facendo e che ha fatto in questi anni meriti comunque di rimanere sempre al top anche da questo punto di vista. Voglio dire, forse è anche stata la prima domenica con il sole, molti hanno preferito magari andare a prendere un po' di sole, però credo che questo è un momento in cui ci dobbiamo compattare tutti, col pubblico e tutto, perché è un momento importante. Abbiamo la possibilità di fare comunque un grande risultato, perché se riusciamo a vincere già le due prossime partite in casa, magari una trasferta, abbiamo la possibilità di arrivare anche tra le prime quattro, quindi credo che stiamo centrando l'obiettivo che ci avevamo prefissato all'inizio dell'anno, e poi i playoff sono un terno al lotto per tutti. Abbiamo visto che il primo anno noi siamo andati in finale, l'anno scorso ci è andata la Fortitudo che era anche lei una rookie tra virgolette del campionato, per cui insomma ogni anno ci sono delle sorprese, quindi speriamo di essere un'altra volta una delle sorprese, insomma.